C'è la volontà della famiglia di fare luce sulle cause della morte di Vera Slepoi, la psicologa e psicoterapeuta scomparsa improvvisamente nella notte tra il 20 e il 21 giugno scorso nella sua casa di Padova, nell'esposto che ha portato la procura ad aprire un fascicolo per omicidio colposo. Nel pomeriggio ha affidato l'incarico per l'autopsia al professor Raffaele De Caro, che ha iniziato subito le operazioni. Nessun perito di parte è stato nominato invece dalla famiglia di Vera Slepoi. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato tutti senza parole, a partire dalle persone che più le volevano bene. 70 anni, la psicologa godeva di ottima salute, si era sottoposto a un piccolo intervento chirurgico nelle settimane precedenti la sua scomparsa. Nessun nome risulta iscritto nel registro degli indagati. Dall'autopsia la famiglia spera di avere risposte ai tanti perché. Non appena arriverà il nulla osta si procederà alla sepoltura di Vera Slepoi. La volontà della famiglia è quella di celebrare i funerali venerdì prossimo alle 15:30 nella Basilica del Santo.